Sono Vanni Nizzoli di Azienda Agricola Cinque Campi e siamo nella cantina di rifermentazione. Noi facciamo vini rifermentati in bottiglia, frizzanti e spumanti, e questa è la cantina sottoterra per la rifermentazione dei vini. Il rifermentato in bottiglia parte, la rifermentazione naturale in bottiglia noi le facciamo in questo modo: abbiamo le uve, appunto, fanno la fermentazione classica, la prima fermentazione fino a portare il vino a secco, e da questi mosti si tiene da parte una parte appunto di mosto che viene aggiunta a marzo, aprile-marzo. Questa praticamente dà zuccheri, cioè quindi dà l'apporto di zuccheri e di lieviti al vino. Si va in bottiglia, una volta imbottigliato viene appunto portato in questa cantina dove, diciamo, la temperatura primaverile, che sono quei 18-20 gradi, fa ripartire la fermentazione in bottiglia e quindi si ha la presa di spuma. E poi va nel mercato dopo un anno, che va nel mercato dopo un anno. Ad esempio qua di dietro c'è il Cinque Campi Rosso 2011 che uscirà appunto a fine di quest'anno, cioè novembre-dicembre di quest'anno, quindi sta un anno in rifermentazione. Questo perché la rifermentazione naturale in bottiglia, a differenza della rifermentazione in autoclave, ha bisogno, diciamo, di più tempo per finire appunto questa fermentazione, per avere più, diciamo, più finezza nel vino, e soprattutto perché l'anidride carbonica che si viene a formare in bottiglia si sciolga nel vino e quindi dia questa sensazione di schiumosità e non di bolla, cioè non di gas. Parlavamo appunto della differenza tra una rifermentazione in bottiglia e un lambrusco industriale. Cioè la maggior parte degli lambruschi industriali, poi magari non tutti, però la maggior parte, vengono fatti partendo da del mosto muto. Cioè il mosto muto è mosto addizionato di solforosa fino ad arrivare a circa 2000 ppm, quindi vuol dire che blocca tutto, non fermenta più, muore tutto quello che c'è, diciamo, all'interno di vivo, e quindi riescono a tenerlo lì un mese, 2 mesi, un anno, quello che lo devono tenere. Su ordinazione, quando serve il vino, desolforano questo mosto muto, portandolo, diciamo, a temperatura di 60 gradi, viene fatto uno strippaggio, esce la solforosa e rifermentano questo mosto muto in autoclave, cioè quindi lo fermentano, poi una volta che arrivano lo fermentano tutto ad autoclave aperto, poi dopo, una volta che arrivano alla giusta, diciamo, percentuale di zucchero per avere la spuma, chiudono l'autoclave, fermentano fino ad avere a tenere il suo giusto grado zuccherino, perché devono tenere un po' di grado zuccherino, perché il mosto muto sennò è troppo, sì, è molto amaro, c'è aspro, e quindi lasciano un po' di residuo zuccherino e poi va in bottiglia. E la caramella che si sente, cioè, diciamo, quel caramelloso lì alla frutta che si sente nei lambruschi industriali, è dato proprio è un profumo, è un sapore tecnologico dato dallo strippaggio della solforosa. Posso chiederti perché la macerazione con le bucce, che poi fai anche con la spergola? La macerazione con le bucce è stata una scelta, prima cosa, per tradizione. Qua anche i bianchi si facevano sempre macerare, cioè quindi si faceva sollevare il cappello, si faceva un rimontaggio o una follatura o due, poi si lasciavano fermentare almeno una volta, anche a fine fermentazione si arrivava. E quindi un po' per tradizione, un po' per, diciamo, secondo noi, per proteggere un po' di più dalle ossidazioni, visto che non usiamo solforosa, quindi la macerazione con le bucce, secondo me, protegge un pochino di più e nello stesso tempo si ha, secondo me, una più facile fermentazione, cioè la fermentazione parte più facilmente. Gli altri due spumanti, anche quelli vengono tutti e due macerati, quindi gli altri due sono prodotti con spergola. La spergola è un vitigno autoctono proprio di questa zona, e vengono anche loro macerati per 5 giorni, e
uno dei due ha una piccola percentuale anche di moscato giallo, che è l'artiglio ha una piccola percentuale di moscato giallo dentro, mentre l'altro espergono impurezza. Uno viene fatto con delle vigne di oltre 55 fino ad alcune di un centinaio di anni, l'altro invece viene fatto con delle vigne nuove, che quella più vecchia ha 5-6 anni e quella più nuova ha 3 anni. E vengono tutte e due, uno chiaramente quello fatto da vigne vecchie viene tenuto 3 anni su lieviti e dopo i 3 anni viene sboccato, mentre quindi vengono tolti i lieviti e viene ritappato con tappofungo. Mentre l'altro, che è particella 128, è una novità e viene fatto appunto con le vigne nuove e sta solo dai 6 mesi all'anno sui lieviti e poi viene sboccato. Ecco, e la sboccatura quindi non aggiungi nulla, giusto? Dopo la sboccatura non si aggiunge niente, si riaggiunge lo stesso vino, cioè quindi con un po' di bottiglie aperte si va a ricolmare quello che si perde durante la sboccatura degli altri vini, cioè delle altre bottiglie.